Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere due mosse sensazionali e quindi allo stesso tempo andremo a mettere a dura prova la tua capacità tattica. Sono mosse che sono state giocate in partite fra maestri, maestri internazionali, gran maestri, quindi se riuscirai a vederle i miei migliori complimenti. Come al solito io utilizzerò la strategia di far scorrere il tempo, farò andare via liscio il video e poi dopo un po' ti darò la soluzione. Qualcuno mi ha suggerito, ma perché non dici semplicemente di mettere pausa il video e poi dare subito la situazione mettendo play? Perché purtroppo YouTube, quando metti in pausa il video da smartphone, e molti guardano il video da smartphone, ti scurisce completamente il video e ti fa apparire al centro dello schermo una fastidiosa icona del play. E noi abbiamo bisogno di vedere bene tutta la scacchiera, per questo faccio scorrere il video. Solo nella nostra accademia di scacchi online, che c'è un dispositivo diverso per vedere video, utilizzo invece il sistema del mettere in pausa. Quindi guardiamo un attimino questa situazione, tocca al nero muovere, si capisce che c'è questo cavallo in presa, questa è più o meno la situazione che ti aspetta. Ops, ho sbagliato, non volevo muovere. E qual è la mossa che fa il nero in questo momento? Ti lascio un minutino per pensarci, cerca di capire quali sono tutte le possibilità ed eventualmente le risposte che può fare il bianco e poi la andiamo a confrontare con la mossa corretta. Vai! Ok, ti sto per dire la mossa corretta qual è, però prima facciamo un piccolissimo ragionamento insieme. Ora, abbiamo detto che c'è questo cavallo in presa, dove si può mettere questo cavallo? Qui lo si perde a seguito del cambio, qui lo si perde, qui lo si perde, qui lo si perde. Queste due case, che sarebbero diciamo buone, sono molto passive. Qui addirittura andiamo a mettere, ad opprimere il nostro povero alfiere e questa comunque è una posizione molto passiva. Perciò il nero capisce bene che bisogna fare qualcosa. Alfiere per H3. Complimenti se hai visto questa mossa, è molto difficile da vedere. Re per H3 e ora c'è la combinazione. Riesci a vederla? Adesso che il re in H3 riesci a capire qual è la prossima mossa che dovrà fare il nero per vincere? La mossa è donna in G1. Chiaramente se ora il nero cattura il cavallo, che cosa fa il nero? Riesci a vederla? C'è semplicemente lo scacco in H1, il re è costretto ad andare in G4 e adesso semplicemente D per E5. Adesso non so, qualsiasi mossa del bianco, supponiamo che il bianco voglia andare a sostenere con il cavallo, qual è la mossa che dà matto? H5, fantastico, fantastica tela e purtroppo il nero non può tornare indietro e adesso l'avanzata di H5 è incredibile. E se giocassimo alfiere H3? Ora a seguito di H5 c'è in effetti un posto dove andare. E ora niente, semplicemente G5 scacco, il re è costretto a catturare e ora. Questa è veramente una mossa da manuale. Tutto è nato da questa posizione. Aspetta che torniamo indietro. Ecco, probabilmente veramente in pochi sarebbero riusciti a vedere tutta la combinazione dall'inizio alla fine, però è nato tutto dal fatto che questo cavallo in ritirata sarebbe stato veramente tanto passivo, senza tener conto che poi sarebbe caduto questo pedone che era stra attaccato. Quindi alfiere H3,
re cattura, donna G1 era la mossa chiave e poi spinte di pedoni, eccetera, eccetera. La partita comunque andò invece, dopo donna G1, il bianco giocò G4, cavallo per G4, re H4, cavallo in E3, e adesso per esempio giocò alfiere in E2 e donna in E2. Questo cavallo controlla questa casa in uscita. Perché non si può fare niente qui? Perché c'è poco da fare. Per esempio re H3, che cosa può fare il nero adesso? C'è donna G4 che è molto carina, re H2, donna F4, eccetera eccetera. Bene, bene, questa era la prima delle due combinazioni ed era quella diciamo un po' più semplice. Questa invece è la seconda partita che voglio mostrarti. I due giocatori hanno rispettivamente 2415 il bianco e 2455 il nero. Sono due maestri internazionali. E come è andata la partita? Adesso tocca muovere al bianco. Riesci a vedere una mossa buona per il bianco? Anche qui ti lascio pensare con calma. Ok, ti sto per dare la soluzione che è data da G3. G3 con attacco doppio fra alfiere e regina. Ora il nero è costretto a muovere uno solo dei due pezzi e giocherà donna F3 con l'idea di catturare la torre. Quindi se adesso noi catturiamo l'alfiere, il nero ci cattura la torre. Quali sono le possibilità per il bianco? Innanzitutto è quello di difendere questa torre, per esempio con un arrocco corto, e a questo punto il nero si mette in salvo, ma si capisce, vero, che il nero ha un piccolo problema di sviluppo, che questo alfiere è bloccato, che questa torre è bloccata, che il suo re è ancora al centro, anche il nostro re, a dire la verità, è ancora al centro, però noi abbiamo un leggero vantaggio posizionale. Come lo possiamo sfruttare? Vuoi che te lo faccio vedere? Donna per H4 e la donna nera intanto si controlla tutte queste case scure che sono tutte belle deboli. Adesso chiaramente qui il nero abbocca, è troppo bella questa torre da prendere, però attenzione che adesso il nero non può catturare questa torre poiché è difesa dal cavallo, quindi il nero dice ora o me ne vado con la donna, e non è che ci sono tanti posti, se ne andrebbe qui nell'angolino in G2. Il nero trova una soluzione interessante, riesce a vedere la soluzione del nero che gli eviti di andare con la donna in G2? Certamente la mossa è cavallo di 4. Cavallo di 4 scacco e costringe, diciamo, anche al cavallo bianco di togliersi dalla difesa della torre. Quindi cavallo per D4 e ora che la torre è in difesa, la donna va in A1. Ci sono varie partite in cui la donna si pappa entrambe le torri, però il problema è che poi la donna è rilegata veramente all'angolo della scacchiera. E adesso che cosa gioca il bianco? Qual è la mossa giusta che gli fa avere il vantaggio, che gli fa prendere l'iniziativa ancora di più? Qui sembra che i cavalli non possono fare nulla, non hanno case d'entrata interessanti, ci possono essere sacrifici interessanti, ma la mossa corretta è E5. Oltre che a controllare ancora di più le case scure, E5 ha la funzione importantissima di evitare che il nero arrocchi, perché spesso quando il nostro avversario arrocca abbiamo finito un po' tutte le nostre cartucce, mentre qui invece in caso di arrocco ci sarebbe il matto su H7, quindi questa mossa è importantissima. A questo punto il nero gioca
D5, l'avanzata di 2, e secondo la regola della presa al varco, e per D6, adesso qui il nero gioca F6, cercando un pochettino con i pedoni, di controllare un po' le case, di evitare entrate dell'avversario. E adesso c'erano varie possibilità, c'era donna H5 che era fortissimo, in caso di G6 c'era sacrificio su G6, pedone per G6 e ci pappavamo la torre. Oppure in caso di, non so, il re in F8, qui c'erano tantissime altre possibilità, per esempio re F8, adesso la donna può andare in C5 con l'idea di andare in C7 e di entrare nelle retrovie. Questa era una variante molto forte, o anche con l'idea di fare uno scacco di scoperta su E7. Ma non è andata così la partita. Il bianco, non si sa per quale motivo, ha voluto giocare invece un'altra mossa che è un po' dubbia, alfiere per H7. È vero che ha tolto ora questo pedone che controllava questa casa. C'è anche da dire che però adesso, se il bianco toglie l'alfiere da qualsiasi parte, c'è la donna sotto rischio, sotto attacco. La partita continuò come? Con re in F8, cavallo in E4, finalmente i cavalli entrano nell'azione, E5 del nero. Questa è stata sbagliata perché adesso, attenzione, cavallo per F6 cercando di eliminare le ultime difese del re, torre per H7, cavallo per H7 scacco, re in G8, cavallo in G5, ora si minaccia questa, donna in A2, donna in H7, re in F8, adesso il bianco gioca tranquillissimo una semplice B3, alfiere G4 scacco, F3, minacciando anche l'alfiere, re in E8, ora non ce ne frega niente di prenderci questo alfiere perché qui dobbiamo concludere la partita, donna in G8 scacco, re D7, ancora una volta non ce ne frega niente di questa torre perché se possiamo dare il matto tanto meglio, donna F7, re cattura su D6 e adesso c'è il matto in 1, riesci a vederla? Il matto in 1 avviene con puntini puntini, cavallo in E4. Questa casa è controllata dalla donna, questa è controllata dal cavallo, questo è controllato da quest'altro cavallo, qui c'è la donna, qui c'è la donna, qui c'è la donna e qui c'è sia la donna che il cavallo e qui c'è il proprio pedone. Scacco matto. Bene, spero che anche questo piccolo video ti sia piaciuto, se sì lascia un commento, metti like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!